l'urbanizzazione selvaggia, ma continuano anche le polemiche. Passata l'emergenza scattano le polemiche. Se il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato apre lo sforamento del patto di stabilità per opere urgenti in tema di alluvione, dall'altro contesta alla Regione Veneto di non aver utilizzato i fondi destinati proprio a queste situazioni. Immediata e puntuale la risposta della Regione Veneto. Mi sembra che siano stati investiti tutti e sicuramente certe opere sono ancora in fase di completamento e quindi di pagamento. Ad esempio le casse di espansione, che in parte sono coperte proprio con questi fondi, non sono stati spesi ma impegnati. 5 casse d'espansione praticamente al via e se non pronte a partire nell'immediato almeno finanziate. Dall'altra parte, spiega l'assessore regionale Conte, bisogna fare i conti con la burocrazia e i tempi legati ad essa. Intanto i consorzi di bonifica nella settimana dedicata alla bonifica aperta alle scuole fanno il punto della situazione. I consorzi hanno un parco progetti importante e anche altrettanto vero che negli ultimi 3 anni, dati così importanti e certi, i consorzi di bonifica hanno investito 30 milioni di euro che non sono proprio per la manutenzione straordinaria, in sostituzione evidentemente di un sistema che riguarda un po' tutti, riguarda anche, mi permetto di dire, il governo di Roma. Burocrazia, si sfoga il presidente del Consorzio Bonifica Alta Pianura Veneta, Antonio Nane, che blocca i lavori. Bisogna fare le opere, basta. E il progetto lo fermo dopo. Dopo facciamo il progetto. Posso garantire che il bacino di Montebello, che mette in sicurezza tutto quanto il territorio del Veronese, entro il 15 ottobre le opere sono fatte. Sul tavolo i consorzi mettono un piano di 557 interventi per un ammontare di quasi 1,5 miliardi, per i quali però mancano al momento i finanziamenti. Opere da gestire e da far partire, ma servono poteri straordinari che attualmente il commissario Luca Zaia non ha. Il commissario deve essere commissario, deve avere una delega in mano di poterle fare le cose, non avere tutti gli euro che il commissario è. Al di là dei lavori oggi dall'Unione dei Consorzi parte un forte e chiaro appello: fermare l'urbanizzazione non governata, tornare ad una vera tutela del territorio, un nuovo modello di sviluppo sostenibile mentre si cerca di fare le opere necessarie in un continuo stato di allerta. Nelle prossime ore infatti il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per alcune zone a rischio idrogeologico e intanto mercoledì a Verona, zona colpita nell'ultima ondata di maltempo, è previsto un vertice. E adesso parliamo dei pendolari